Siamo andati a trovare i nostri rappresentanti di Musile San Donà di Piave per farci fare gli auguri di buone feste. Il servizio. Siamo questa sera in piazza San Donà di Piave dove è arrivato Babbo Natale. Una bella festa. Cosa avete organizzato oggi? Oggi abbiamo organizzato, oltre all'apertura del villaggio di Natale classico con i giochi per i bambini, l'arrivo di Babbo Natale. Babbo Natale adesso è alle mie spalle, che sta facendo le fotografie con tutti i bambini in braccio. Dopodiché con queste foto faremo dei magneti, quelli da appendere al frigorifero a casa naturalmente, e lo regaleremo a tutti i bambini. Quindi un augurio a tutti quanti, anche dall'amministrazione comunale. Certo, l'amministrazione comunale, che è sempre vicina ai suoi cittadini, augura a tutti loro buon Natale. Musile di Piave oggi si è vestita di rosso, 101 Babbi Natale che hanno sfilato qui. Assessore, un commento su questa giornata? Sì, una sfilata di 101 Babbi Natale, tra grandi e piccoli, siamo veramente 101, abbiamo fatto un giro del paese, abbiamo salutato i nostri anziani presso il centro di via Milano, siamo fermati presso alcuni locali per ravvivare un po' questo centro e per portare gli auguri di buon Natale. Vice Sindaco, se lei potesse scrivere da parte dell'amministrazione comunale una letterina a Babbo Natale, cosa chiederebbe? Ma più che chiedere è un augurio di dire che comunque vadano le cose, è sempre una festa sentita, è sempre bene stare in compagnia e a prescindere dal pessimismo che regna dobbiamo comunque dare un segnale di speranza. L'amministrazione è qui per fare la sua parte, ma soprattutto per augurare un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti e dicendo a Babbo Natale che va bene anche così comunque alla fine. Vuole rivolgere un augurio da parte di tutta l'amministrazione? Sicuramente a nome di tutta l'amministrazione, sindaco, giunta, consiglio comunale, un grande saluto e un grande augurio di buon Natale a tutta la nostra cittadinanza e con la speranza che si passi tutti in maniera più serena e tranquilla e tutti assieme questo Santo Natale. Quindi in questo periodo di crisi Musile di Piave non rinuncia al suo Natale? Assolutamente no, nel senso Natale è una festa che deve dare allegria al di là della venuta del nostro Signore, però dare allegria, dare un segnale di gruppo, di far squadra, di aiutarci, di stare insieme e questo è il più bel esempio, oggi è un bel esempio anche di integrazione, perché no, assolutamente sì. Cosa ne dite se gridiamo in coro un buon Natale a tutti? Buon Natale a tutti!